La Regione deve immediatamente presentare la richiesta di stato di calamità e soprattutto noi dobbiamo ottenere, e questa volta in modo strutturale, l'esenzione dal patto di stabilità delle spese che i comuni devono sostenere per la prima emergenza verso i cittadini. Non è assolutamente pensabile che ciò che si spende rientri nel patto comportando sanzioni nel momento in cui si viene a sforarlo. Per cui sicuramente esentare dal patto di stabilità le spese che i comuni devono sostenere per andare incontro ai cittadini e seconda cosa avere un fondo economico a disposizione proprio perché i cittadini hanno bisogno in questo momento di non essere lasciati soli. Massima disponibilità, massimo impegno e soprattutto chiedo con forza al governo di mettere mano a una norma assurda del patto di stabilità, soprattutto in questi casi, che non è tollerabile possa continuare ad esistere.